sapessero cosa fosse il suzuku. Allora, suzuku a Sambusakkese è un piatto tipico che ha delle origini antichissime ed è fatto a base di pasta, come la pasta appunto che potete vedere qua nel cestino in mano alla signora al centro della piazza. Non si sente? Adesso sì. Allora, suzuku a Sambusakkese è un piatto tipico di Busacchi che ha delle origini antichissime che si perdono appunto nel tempo ed è fatto appunto a base di una pasta che potete vedere in mano nel cestino in mano alla signora al centro della piazza. Una pasta che possiamo definire quindi tipo tagliolini, fatta naturalmente in casa, una pasta che viene cotta all'interno appunto del brodo di carni miste insieme a del formaggio di pecora semiacido e di zafferano. Infatti adesso vedete la signora che aggiunge lo zafferano al brodo che è stato precedentemente preparato con le carni miste. E poi verrà aggiunto a questo brodo quindi tutti gli ingredienti che porteranno quindi alla realizzazione finale del piatto. Originariamente diciamo suzuku era un piatto che veniva consumato solamente nelle grandi occasioni, quindi Pasqua, Natale, l'Epifania o più semplicemente i matrimoni, e questo era un piatto che possiamo definire quasi di carattere elitario per via della ricchezza, del costo degli ingredienti che andavano a formarlo. Oggi naturalmente suzuku è un piatto alla portata di tutti, che quindi è rimasto il piatto delle grandi occasioni, ma che viene naturalmente consumato anche ogni giorno. Quindi adesso vengono aggiunti gli ingredienti come appunto lo zafferano, la pasta e il formaggio, che vanno quindi cotti all'interno del brodo. Due parole sul corteo di donne in costume che avete visto sfilare poco fa. Si è voluto rappresentare quella che era una sfilata tipica il giorno precedente al matrimonio, ossia la sfilata delle donne che portavano il necessario per la festa del matrimonio, nonché il necessario per la nuova coppia di sposi, all'interno appunto di quella che era la nuova residenza degli sposi. Quindi le ragazze, era un corteo, viene coperto e lasciato riposare. L'ultima fase è metterci appunto delle fette di formaggio semiacido che coprono quindi l'impasto che si è appena formato sotto. Si copre interamente tutto il composto. Una volta infatti che viene coperto interamente con queste fette di formaggio semiacido tutta la superficie della padella, viene aggiunto del brodo con dello zafferano particolarmente concentrato, quasi per dare una nota di colore al piatto e per rafforzare oltretutto il sapore dello zafferano. Ora, dopo questa dimostrazione è possibile degustare il piatto negli stand qua di fronte alla piazza, e ricordo ulteriormente che tutti i materiali utilizzati per la degustazione del piatto sono biodegradabili, che vanno quindi smaltiti insieme all'umido, a differenza delle bottigliette d'acqua, e troverete quindi contenitori all'interno dei quali smaltire questi rifiuti dislocati in vari punti qui all'interno della piazza.